senso di dare anche una maggiore apertura e trasparenza e anche nel senso di concedere una maggiore partecipazione alle prossime esposizioni, tendono, hanno inteso concedere, comunque affrontare il titolo di trattare interpellanze per sedute straordinarie. Mi è data la risposta, non è mia competenza avere una risposta, ritengo che dove essere più stanca e meno l'amministrazione in altri casi è inteso essere più generosa. Ha avuto una risposta? No, ne ho avuto una risposta che sinceramente non è una risposta, perché non mi può dire adesso non c'è una risposta tecnica e non posso dare una risposta politica, perché qua veramente tante volte i tecnici danno risposte politiche che dovrebbero dare gli assessori, ma comunque non entriamo in questa discussione. Allora, è facoltà, Presidente, come ha detto il segretario dell'amministrazione, dare come si può dire, il contentino di mettere dentro determinati argomenti, ed è proprio sul principio di trasparenza. Se vogliamo andare avanti su questo piano, la trasparenza e la democrazia. Bene, allora non si è ben capito e comunque non è stato spiegato e violato il principio di democrazia, perché stasera, torno a dire, la risposta che doveva darmi l'assessore commisso non me l'ha data. Aggiungo anche di più, se qualche altro consigliere non vuole intervenire. Ecco, lascio la parola per poi fare l'ultima dichiarazione in base a quello che... Allora, votiamo No. Ma io un'interrogazione? No, volevo continuare sulla scia di quello che era del discorso che è un discorso fondamentale che riguarda la trasparenza degli atti amministrativi, e credo che il Presidente lei sia il garante e anche il Dio nobile guarda a questo Consiglio che ci guarda come stata una garanzia delle istituzioni. La domanda è questa: il 29 settembre, credo sia stato l'ultimo Consiglio Comunale, giusto? Quello fatto dove aveva risposto all'interpellanza del signor Commisso, giusto? La conseguenza, il successivo Consiglio Comunale è da considerarsi questo? Immagino di sì. Ci sono i consigli ordinari e straordinari. Nella logica del percorso dei consigli comunali, il successivo Consiglio Comunale a quello del 29 settembre è questo? Il successivo ordinario? Non rispondo. Allora, secondo noi, ogni tempo come vuole, no? Secondo noi il Consiglio Comunale successivo a quello ultimo fatto, cioè proprio per dare un ordine cronologico, è questo. Quindi la risposta all'interpellanza è una delle altre interpellanze che era stata formalizzata e dichiarata anche da lei, perché ci aveva fatto una dichiarazione verbale, no? In cui diceva che aveva promesso di continuare quell'interpellanza in questa seduta, nella successiva, nel prossimo Consiglio Comunale, e oggi è stata evasa. E questo secondo noi è un grave fatto che pone anche una pregiudiziale di legittimità istituzionale, perché vuol dire, lei Presidente è garante o non è garante di questo Consiglio? Perché se non è più garante di questo Consiglio, temo sia doveroso da parte sua alle dimissioni. Questo è l'obiettivo. Prendo atto delle sue perplessità e faccio altro. Comunque posso anche, scusi, non avevo finito Presidente, mi taccio perché comunque lei aveva detto, mi scusi, il consigliere Teso, leggo testualmente, aveva detto, mi scusi, però allora l'argomento va trattato nel prossimo Consiglio, giusto? Disse la Teso. Come in prima interpellanza, visto e considerato che interrompe allora questa sera, quindi deve fare questa dichiarazione che lei, essendo Presidente giustamente di tutti, il punto verrà rinviato al prossimo Consiglio come primo punto. Grazie. E lei rispose, Presidente. Il prossimo punto risponde, scusi, ok, per equità. Passiamo al prossimo punto. Si scusi, ok, per l'equità. Oggi però di equità non ce n'è. Sta facendo il gioco di qualcun altro. E anziché essere garante di questo Consiglio Comunale, Presidente, lei sta facendo l'interesse di qualcun altro. Allora la domanda è necessario andare a fondo sul tema dell'interpellanza? Tanto
tanto da pensare a una commissione particolare, perché io sono disposto a mettere in votazione, a chiedere di mettere in votazione qui una commissione specifica per quel punto di interpellanza che pare tanto fumoso e tanto complicato, tanto che anche il commisso all'epoca ne fece un'indagine approfondita a sua volta, perché anche il commisso era, come dire, molto preoccupato, quindi devo dire, è una cosa che ritorna una certa logica consecutiva, sembra quasi che non stiamo più parlando di, capisce? Allora lei deve dare la possibilità all'opposizione di fare la sua parte, che non è che ce l'abbiamo con lei o con qualcuno, dobbiamo solo sapere le ragioni a tutelare il bene pubblico, perché in quell'affare dell'interpellare c'è anche un bene pubblico che non si sa a cuore. Questo è il tema sostanziale. Grazie. Grazie. Prego, andiamo in votazione, se io un'altra interrogazione. Mettiamo i voti la questione sul pregiudiziale del capogruppo Borino. Ora, voti favorevoli? Voti contrari? Astenuti? Nessuno? Non viene accolto. Ci sono altre interpellanze? Prego, consigliere. Anche questa è verbale. Visto che sono quello che da più lunga data decide il Consiglio Comunale, e visto che tutte le volte stiamo parlando di tecnicismi, di regolamenti, e siamo questo Consiglio Comunale a vera e propria esasperazione, e siccome ho manifestato in altre occasioni la mia necessità ma anche la mia difficoltà partecipativa con queste condizioni, Presidente, non crede che in questo Consiglio Comunale sia opportuno ritornare a parlare di politica e non di tecnica amministrativa, e lei non debba convocare i capigruppo per riportare, non stasera, ma più presto, in un aspetto di chiarificazione, in modo che i presupposti che avevate anche espresso e l'ho citato anche nella precedente interpellanza, i presupposti di partecipazione, trasparenza, coinvolgimento, massima discussione per quello che riguarda aspetti che interessano la comunità, siano i punti fondamentali dei consigli comunali, e i tecnicismi vengano discussi all'interno delle commissioni o all'interno della riunione di capigruppo. Io chiedo se lei non ritenga opportuno, in tempi brevi, di convocare i capigruppo e riportare nel giusto alveo i consigli comunali, perché sinceramente questa sera credo che il Consiglio Comunale avrà una sua decorso privo di opposizione, privo di partecipazione dei consiglieri di minoranza, ma io spererei che in futuro questo possa avvenire nella giusta contrapposizione delle parti. Ringrazio il consigliere Tolò. Ci sono altre interpellanze? Sì, no, però io non lo posso. Prego, capogruppo. Dire al consigliere Anziano che bisogna, nel senso che si è dato lui del predicare, e bisogna predicare bene e non corazzolare bene. Voglio dire, lei è stato tra i fautori della riduzione del numero dei componenti delle commissioni, e adesso viene qua a chiedere se per piacere queste commissioni possono anche fare una qualcuno in più. Faccio anche presente che nel momento in cui l'abbiamo nominata sponte del presidente di una commissione, vicepresidente della commissione, lei deve sempre bene di dare le dimissioni.
E poi, quando abbiamo riunito alcune commissioni per trattare gli argomenti, abbiamo assistito alla presa di posizione di qualcuno dei componenti, dopodiché all'uscita della commissione stessa, perché ci sono sempre tante cose da fare e posso capire. Quindi quando si parla di convocare, di fare commissioni, convocare le commissioni, discutere i problemi delle commissioni, bisogna anche proprio essere coerenti con quello che si dice. E per quanto mi riguarda, lei è stato poco coerente nella conduzione del lavoro nelle commissioni. Vi porti i dati di fatto quante volte rispetto a lei ho mancato o non è così? Guarda, non continui a fare che discorso. no, lei deve essere coerente. Prego, capogruppo, le do un minuto come prima commissione. Anche lei, suo Presidente, sono brava stasera. Su quello che ha detto il capogruppo Zanon, tanto di lasciar perdere che è meglio. Però vede, proprio per quello che ha dichiarato e per quello che è stato dichiarato stasera da chi sono i garanti di questo Consiglio Comunale e che comunque sono il segretario generale e il Presidente del Consiglio, ci sentiamo comunque che siano lesi i nostri diritti e doveri di consiglieri. Quindi per quanto ci riguarda questa struttura, il Consiglio Comunale, che è la casa di tutti dove si dovrebbe discutere in piena democrazia, non viene rispettata. Voglio solo ricordare che il Comune di Caorle è basato sulla democrazia e non su un altro tipo di... Non ho finito, quindi per quanto ci riguarda abbandoniamo questa aula perché veramente è una farsa e un teatrino. Grazie. Ho un minuto solo, prego capogruppo scusi Bolini. Grazie Presidente, sarò anche più breve di un minuto, per dire che purtroppo dobbiamo constatare che infatti le regole alle quali tutti ci sono andati questa sera non ci risultano essere state rispettate, il motivo per il quale abbiamo fatto quella questione pregiudiziale, il cui rigetto ci pone purtroppo, nonostante magari potessimo anche essere favorevoli all'approvazione di quei punti che erano stati indicati nell'ordine del giorno, nella condizione di non dover partecipare alle relative votazioni. Grazie. La ringrazio, capogruppo Bolini. Passiamo quindi al primo ordine del giorno sulla surroga di un commissario della terza commissione consigliare dimissionario. Voleva relazionare il capogruppo Teso, il senatore di Guardo. Allora la parola al sindaco. Allora intervengo io Presidente sulla prima delibera oggetto di discussione, atteso che si tratta di una nomina che spetta alla minoranza consigliare che ha totalmente abbandonato l'Aula dei motivi che evidentemente loro ritengono legittimi e noi non condividiamo, ragione per la quale questa delibera andrà sicuramente rinviata in attesa che sia la minoranza a proporre la designazione. Quindi passiamo pure al secondo punto. Quindi rinviamo il primo punto del giorno, passiamo al secondo. Approvazione del progetto edilizio in area per attrezzatura di interesse comune ai sensi dell'articolo 28 delle norme tecniche di attuazione del vigente piano degli interventi per l'ampliamento e il potenzionamento dell'impianto di accumulo e pompaggio dell'acqua sito in Caorle, strada nuova, ditta azienda servizi integrati. Relazione al sindaco. In data 4 giugno 2014, protocollo 18.978, l'ASI, nella persona del direttore generale dottor Nicola Peluzzi, ha presentato istanze di permesso di costruire per la realizzazione del progetto di ampliamento e potenziamento dell'impianto di accumulo e pompaggio acqua, sito in Caorle, strada nuova, censito al foglio 33, manuale 114. Il progetto prevede la realizzazione di un edificio a uso stazione di pompaggio e di un nuovo serbatoio di accumulo con previsione di demolizione di 2 serbatoi esistenti. Il progetto sottoscritto è composto dai seguenti elaborati: relazione generale, tavola 1 con coreografia e inquadramento urbanistico, tavola 2 planimetria stato di fatto, tavola 3 planimetria stato di progetto manufatti, tavola 4 planimetria stato di progetto connessioni idrauliche e sistemazioni esterne, tavola 5 planimetria sistemazione verde, tavola 6 planimetria particellare su base catastale, tavola 7
stazioni di pompaggio, opere civili e piante e sezioni, tavola 8, stazioni di pompaggio, opere elettromeccaniche e carpenteria metallico, Allica, tavola 9, serbatoio di accumulo, piante e sezioni, tavola 11, deviazioni condotte esterne di impianto, sezione longitudinale sull'argine, tavola 13, tavola comparativa dei manufatti principali. Il progetto sopra descritto è già stata acquisita l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 42/2004 in data 13 settembre 2011, numero 85/2011. Considerato che l'impianto ricade, secondo il vigente piano di interventi ex piano regolatore comunale, in zona territoriale omogenea FB, aree per attrezzature di interesse comune, per le disposizioni dell'articolo 28 delle NTA vigenti, il progetto comportando un ampliamento deve essere approvato da questa amministrazione comunale. Considerato e valutato che l'impianto in questione di interesse pubblico, trattandosi della stazione di accumulo e pompaggio dell'acqua potabile per l'intero comune, secondo l'articolo 28 dell'NTA i servizi tecnologici di cui la lettera L possono essere realizzati anche da enti diversi della pubblica amministrazione, la nuova stazione di pompaggio e il nuovo serbatoio distano tra loro 1,7,24 m, ma trattandosi di corpi di fabbrica non autonomi, non contrastano con la norma che prevede il rispetto di 1,10 m per interventi di nuova edificazione tra corpi di fabbrica autonomi. Tutto ciò premesso, si chiede al Consiglio Comunale di deliberare di approvare il progetto per la realizzazione del progetto di ampliamento e potenziamento dell'impianto di accumulo e pompaggio acqua Sinica alla strada nuova, censito per il 33 Mafale 114, costituito dagli elaborati sopra richiamati. Mettiamo i voti da delibera. Voti favorevoli? Voti contrari e voti astenuti. Mettiamo immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti. Ora passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, approvazione del testo della Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di bacino afferenti ai servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani del bacino territoriale denominato Venezia. Relazione all'assessore Zusso. Prego, assessore. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Come delega all'assessorato all'ambiente e all'ecologia relaziono quanto serve. Premesso che la legge finanziaria per l'anno 2010, l'articolo 2, comma 186 bis, ha disposto la soppressione delle autorità d'ambito territoriale che esercitavano le competenze degli enti locali in materia di gestione integrata dei rifiuti ed ha demandato alle regioni l'attribuzione con legge delle funzioni già esercitate dalle autorità. L'articolo 3 bis del decreto legge 138/2011 prevede la definizione da parte delle regioni dei bacini territoriali ottimali per lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. Tale ultima norma inoltre dispone che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, comprese quelle appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenze e l'affidamento delle gestioni e relativo controllo, sono esercitate unicamente dagli enti di governo negli ambiti dei bacini territoriali ottimali e moderni istituiti. La legge regionale 31 dicembre 2012, numero 52, recante nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le attuative dell'articolo 2, comma 186 bis, la legge 23 dicembre 2009, numero 191, disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2010, è stata disciplinata la nuova organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale. In particolare, l'articolo 2 della legge regionale ha stabilito che, ai fini dell'ottimale organizzazione, coordinamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, l'ambito territoriale ottimale, ai sensi dell'articolo 199,3 lettera F del decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152, norme in materia ambientale, è il territorio regionale. Inoltre, per favorire, accelerare e garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio regionale, secondo criteri di efficacia, efficienza e economicità, tale legge ha demandato alla Giunta regionale il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Con deliberazione di Giunta 13 del 21 gennaio 2014, la Regione Veneto ha provveduto al riconoscimento di detti bacini, ricomprendendo in particolare nel bacino denominato Venezia 45 comuni, i 44 comuni della provincia di Venezia ed il comune di Mogliano Veneto
ricadenti nella provincia di Treviso. È messo inoltre che legge regionale 52 del 2012, inoltre ha assegnato a nuovi enti denominati consigli di bacino le funzioni prima esercitate dalle autorità d'ambito territoriale comunale, ovvero dei soppressi enti responsabili di bacino di cui la legge regionale 21 gennaio 2000 numero 3, ai sensi della legge regionale 52 del 2012, modificata dapprima dalla legge regionale 7 febbraio 2014 numero 3, successivamente dalla legge regionale 2 aprile 2014 numero 11, è stabilito che gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino. Quanto riguarda le modalità di costituzione e funzionamento dei consigli di bacino, l'articolo 4 della legge in questione stabilisce l'obbligo da parte degli enti locali ricadenti in ciascun bacino territoriale di approvare apposita convenzione sulla scorta delle convenzioni tipo approvate dalla Giunta regionale. Individua altresì i poteri sostitutivi in caso di inerzia, quindi a detrimento degli enti locali stessi nell'adozione della convenzione del PAS. Il Consiglio Comunale, vista e fatta propria la relazione promessa, preso atto che la Giunta regionale ha provveduto con delibera di Giunta regionale numero 1117 del 1 luglio 2014, pubblicata nel GUR Veneto numero 78 del 12 agosto 2014, ad approvare lo schema di convenzione tipo per la costituzione e il funzionamento dei consigli di bacino afferenti ai servizi di gestione integrata di rifiuti urbani nel territorio regionale, confermando sostanzialmente l'individuazione dei bacini territoriali di gestione integrata dei rifiuti, così come è stato stabilito dalla delibera Giunta regionale 13 del 21 gennaio 2014 e riportata qui in seguito per quanto riguarda il bacino denominato Venezia. I 45 comuni sono tutti i 44 i comuni della provincia di Venezia, in più il comune di Mogliano Veneto facente parte della provincia di Treviso. Visto che è stata un'approfondita analisi istruttoria svolta congiuntamente tra gli enti locali ricadenti del bacino che ha portato alla definizione del testo della convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di bacino afferente al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il bacino territoriale denominato Venezia, legato alla presente deliberazione, rilevato che l'approvazione di tale convenzione è necessaria ai sensi della legge regionale 52/2012 al fine di realizzare la costituzione del Consiglio di bacino denominato Venezia, è visata l'urgenza di procedere, visto il termine previsto dall'articolo 5,2 della legge regionale 52/2012, a cui la convenzione per la costituzione dei consigli di bacino di cui al comma 1 dell'articolo 4 è sottoscritta entro 3 mesi l'approvazione della convenzione tipo da parte della Giunta regionale. Visto che gli enti locali partecipanti hanno individuato il comune di Venezia, l'ente responsabile del coordinamento e il segretario generale di tale comune quale ufficiale erogante dell'attivamento di sostituzione della convenzione, ai sensi dell'articolo 3,5 della convenzione stessa, richiamati il decreto legislativo 152/2006, la legge regionale 52/2012, lo statuto del comune di Cavolo, il DGR 13 del 21 gennaio 2014, il DGR 1117 del 1 luglio 2014, visto il 2, visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, visto altresì il parere espresso dal segretario generale, visto l'esito della votazione, veduto l'esito della votazione, chiedo a questo Consiglio Comunale di deliberare in merito. Grazie Assessore. Ci sono interventi? Mettiamo i voti la delibera. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Vi ringrazio, il Consiglio è terminato e la seduta è tolta.